Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Sfida d'alta classifica al Bentegodi, Verona e Varese cercano i punti per migliorare la posizione. Gli scaligeri, che sperano ancora nella promozione diretta, schierano Ferrari con Berrettone e Gomez a supporto. Agli ospiti di Maran basta il pareggio per ottenere i playoff. 4-4-2 per i lombardi. Prima dell'incontro viene osservato un minuto di silenzio per ricordare Melissa, la ragazza che ha perso la vita nell'attentato di Brindisi. Bella la cornice di pubblico al Bentegodi, quasi 20.000 tifosi, 1 migliaio da Varese. Dirige la penultima giornata di Serie B-Win il signor Pinzani della sezione di Empoli. Inquadrato Andrea Mandorlini, cerca la seconda impresa consecutiva con il Verona. La prima occasione degli scaligeri. Una conclusione fuori misura da parte di Taxidis. Ancora Verona. Juanito Gomez dentro per Ferrari. Va via a Trost. La conclusione con il destro. Si oppone con le ginocchia Bressan. Pallone in corner. Buon inizio da parte del Verona. Poi il Varese. Il cross di Rivas cambia tutto per Cacciatore. Il suo sinistro però. È una telefonata per Rafael. Ancora Verona. Taxidis in area. Il tiro cross. Riesce a recuperare la sfera. Attenzione Ferrari. In area di rigore col destro. Pallone fuori di un soffio. Poteva forse concludere con il mancino l'attaccante del Verona. Alfredson. Il cross per Ferrari, la palla fuori, la botta da parte di Jorginho, sfiora il palo, un bel destro e fuori area. Attenzione al Varese, Zecchin cerca la testa di Granoce che va a terra, non riesce a colpire il pallone. Maietta tenta il cost to cost, Maietta, c'è Alfredson, Maietta! Cosa si è inventato il difensore del Verona? È 1-0 per la squadra di Mandorlini. Un grandissimo gol. Aveva già segnato una rete simile contro il Torino in trasferta. Si festeggia Verona, vengono lanciati i palloncini, si festeggia anche con i bambini. Vuole il doppio traguardo Andrea Mandorlini. Inquadrato Maran, deve cambiare marcia nella ripresa il suo Varese. Dentro De Luca, fuori l'infortunato Granoce. Cerca forze fresche, ma ancora il Verona a fare la partita. Attenzione, Alfredson, da fuori area, la botta. Bressan con i pugni. Un'altra occasione per il Verona. Kurtic. Avanza Kurtic con il destro. Sbaglia la traiettoria. Il rilancio di Rafael direttamente per Ferrari. È un assist quello del portiere. Ferrari va via Trost. Ferrari in area. Ferrari il destro. 2-0 Verona. Il gol di Ferrari al 79esimo, che chiude così la partita. Che eroraccio da parte di Trost. Non riesce a contenere l'attaccante del Verona. Gomez in area. Gomez va giù in area per Pinzani e calcio di rigore. Viene espulso Cacciatore. Vediamo il contatto su Juanito Gomez. Si presenta dal dischetto. Verona 3, Varese 0. E il Verona che ora spera di ottenere la promozione diretta. Aggancia il Pescara al secondo posto. Quindi il finale. Bjelanovic tenta il poker. Bressan con i piedi. Il Varese cade. Gli serve ancora un punto per ottenere i playoff. Il Verona che festeggia e ora spera di ottenere la promozione diretta.